Il bilancio della CTV, l'azienda del trasporto pubblico locale di Venezia, è in sofferenza e non è una novità. I mancati introiti dei mancati turisti durante i 2 anni di pandemia pesano e come sui ricavi della società, ma l'azienda non vuole penalizzare gli utenti locali ed oltre a mantenere le tariffe invariate, propone a partire dal 20 agosto la campagna di sensibilizzazione al sistema digitalizzato, con soluzioni agevolate per risparmiare tempo e denaro. Strumenti essenziali sono la carta Venezia Unica e l'app, una unica soluzione per autobus, tram, vaporetti, ferribotte e people mover con un solo abbonamento. L'applicazione è un metodo rapido per acquistare o rinnovare gli abbonamenti, ma anche per consultare gli orari dei mezzi, pagare i parcheggi a strisce blu, comprare biglietti ed anche l'abbonamento integrato con quello dei treni. Altra novità: attraverso la rete si può precompilare la richiesta per l'emissione o il rinnovo della tessera Venezia Unica, necessaria per i residenti e per poter fruire tra l'altro del ticket del vaporetto ad 1,50 € e solo successivamente andare a ritirarla nei punti vendita più comodi. Rivoluzione digitale con possibilità anche di pagamenti rateali senza costi aggiuntivi e prima mossa della campagna di comunicazione dei nuovi servizi, la mail agli utenti con tutte le novità. Uno stimolo ad aumentare la sottoscrizione di abbonamenti e recuperare un po' di disavanzo senza deludere gli utenti fidelizzati.